Oggi vi porto con me lungo la Valle dei Ros, attraverso questo bellissimo sentiero completamente boschivo per salire in direzione del rifugio Pian de Fontana, tenendo come riferimento il piccolo centro abitato di Sofranco, proprio ai margini prima della Val di Zoldo, all'interno del territorio del Longaronese. Ed è in direzione del Ponte de Piera che inizia sul sentiero 520 la salita in direzione del rifugio Pian de Fontana. Il Ponte de Piera si raggiunge in una decina di minuti tramite una piccola strada interna, una strada forestale asfaltata che dal piccolo centro abitato di Sofranco si allunga lungo la Val dei Ros. Il ponte si posiziona a circa 600 metri di quota, considerando che il Pian de Fontana si posiziona invece a oltre 1600 metri, quindi per questa giornata qualcosa come poco più di 1000 metri di dislivello. Ed è la Val dei Ros che in questo momento si presenta all'interno di questi bei boschi, affiancato da questo torrente che fa da colonna sonora a questo mio inizio di giornata. Per il momento ancora leggermente pianeggiante, per cui un inizio molto tranquillo. Ed è dopo aver lasciato il ponte del Col delle More che si lascia così la forestale per entrare definitivamente all'interno del sentiero e con esso pure il dislivello da affrontare. Ed è nei tratti leggermente più impegnativi che si trovano questi cordini d'acciaio che aiutano lungo la salita. Ancora un po' e dovrei raggiungere
così casera ai Ronc. Ed eccomi giunto in casera dei Ronc. È arrivato ai 1388 metri di casera Pian dei Ronc, proseguo per il sentiero 520. Lo strappo finale per il rifugio Pian de Fontana, gli ultimi 300 metri di dislivello. Arrivo in prossimità di questo torrente dove il sentiero 520 lascia spazio al sentiero 514. Da porre attenzione perché sulla sinistra il sentiero sale in direzione di Casera Lavaretta, invece tenendo la destra sempre su segnavia, quindi 514 per il rifugio Pian de Fontana. – 1632 metri, il rifugio Pian de Fontana.
Per dare un'indicazione tecnica del punto geografico del rifugio Pian de Fontane, seguendo il sentiero numero 514 in circa 4-5 ore si raggiunge il rifugio Sommariva al Pramperet, per poi entrare quindi lungo la Val Pramper e quindi all'interno del territorio geografico del Val di Zoldo. Da questo versante invece più ad ovest, seguendo il sentiero sempre 514, ci si innalza o meglio verso Forcella Lavareta per scendere in direzione del Bivaco Lavareta del rifugio Bianchette, quindi il territorio dell'Agordino. Ed oggi, per essere il 21 di maggio, il rifugio Pian de Fontane è ancora chiuso. Riaprirà i propri battenti per la lunga stagione estiva tra poco meno di una ventina di giorni, per rendersi così ospitale e ricettivo a tutti gli escursionisti che saliranno qui appositamente o che saranno semplicemente di transito. Ed ora, per rientrare nuovamente lungo la Val dei Ros, quindi in direzione di Sofranco, che dal punto di vista geografico è il mio punto di partenza, seguo nuovamente il sentiero di salita, quindi una lunga e comoda discesa.